Ma lo comincio come è data, diciamo, i primi anni 90, quindi il 92, 93, però l'ho fatto di scrivere è stata sempre una passione che ho sempre avuto da quando era minore. Mi piaceva sempre leggere, mi piacciono le poesie, cose che le piccine di solito non è che piacciono sempre, anzi poco. E quindi questa cosa me la ho sempre portata per anni, mi ha dato scrivere qualche cosa reda, però nulla di particolare. Dopo ho avuto un'esperienza di emigrazione e in cui ho conosciuto altri giovani che praticavano un bel lo saldo, pure come scrittura. E mi ha detto, ma perché non ti provi oppure a scrivere invece di scrivere in italiano, però scrivi la fai data a due, te lo puoi sentire, e quindi mi sono commesso così, per buffonare, a scrivere qualche cosa. Ed era capitato che appena fuoriato da questa esperienza, era lo premio Romangia che si faceva a Sennari, avevo visto il giornale e ha mandato una poesia così, ma non mi hanno premiato né nulla, però mi hanno inserito probabilmente in un coso, dai, in un elenco di poeti, per cui mi sono sempre arrivati bande di questi concorsi. Mi ha mandato Torra un'altra poesia, sempre al premio Romancia, e non mi hanno premiato, mi hanno segnalato in qualche modo e mi hanno invitato ad andare alla premiazione. E quindi sono andato in lì, non io manco diritto a leggere la poesia, però mi ha detto, io devo riuscire a una di alzare innanzi allo balco e leggere una poesia a me, e tanto mi sono un poco così impegnato di più, partecipavo di più, e da poi di qualche anno hanno cominciato a premiarmi, quindi il primo premio però l'ho pigliato in narrativa, esattamente a Calagnano, si faceva il premio Gardura, e ha partecipato con un racconto e ha vinto il primo premio. E così arriviamo pure alla genesi, alla madriga di Ghilt. Ecco, per esempio, il romanzo, lo passamento del sogno di Sciuma era un concorso, al momento forse era a San Teodoro, un concorso del fine del mare, mi pare era il titolo del coso, dove si presentavano dei racconti che hanno ambientazione romare. Mi sono commesso a scrivere il racconto, dopo non ho manco partecipato alla cosa, però mano a mano che scrivia vedeva che io ho un bel di materiale di potere, e tanto ho seguito e da un racconto è uscito un romanzo. Diciamo che la prima stesura, se tu confronti lo baltimento, ecco, con lo secondo, già acchiappi pure graficamente delle differenze. Palchinoga in effetti questo l'hai scritto proprio, a parte lo comincio della carriera mia di scrittore, l'ho fatto pure in assenza di un modello, mai nessuno aveva scritto in castigliano, a parte qualche cosa così, per cui insomma era pure un poco pioneristica l'ho fatto di scriverlo in castigliano, e pure insomma questo rimane premiato probabilmente pure con un certo, dal punto di vista diciamo, estetico, pure qualche cosa che valia, non era una cosa così. E da poi però con il tempo in effetti ho un po' curato pure la grafia, ho seguito un po' alla lettera le indicazioni dello Breme Ozieri che gli ha dato da una ventina d'anni, per cui sempre che l'intento di uniformare allo manco la grafia. Quindi insomma ho seguito il che ha applicato alla lettera le norme che lo premioziere gli ha così emanato come ente consiglio ai poeti, ai narratori, negli anni 60, che in effetti da poi so che da poi la regione ha ripigliato, esistono già queste norme di unificazione ortografica, allo manco sino
italiano come unica lingua, lo manco per macroare, ecco, voglio dire, il campitaneso si scrive in questo modo, cioè che il campitaneso deve seguire queste regole elementari, i logudoresi, lo mattesi, dopo l'aria sardo-corsa che comprende lo sassareso, il gadureso e quindi il burro di nuovo caltigiano che conta poco, però rientra in chissà famiglia, di uniformarla, manco graficamente, seguendo più che altro lo lessico italiano, ecco, voglio dire, si descrive la parola polco, scrivi come in italiano con la R, porco, e dopo lo leggi bolco, in questo senso. E quindi il secondo libro, il tuo è già più evidente rispetto, se si basta confrontare i due libri, si vede che c'è questa differenza. Ma un filo conduttore voluto probabilmente no, no v'è, più che altro è inconscio se hai percepito questa continuità pure di temi. Dimmo che lo, partiamo dallo primo, dai, lo partimento è lo primo, è un'ambientazione, sono andato all'incontrario, sono battuto sempre ambientazione lontana per avvicinarci alle dinoltri. Quindi lo partimento è una storia tipo, fondamentalmente un bel romantica, non deve avere il amore tra una vicina del loco e il marinaio, figlio comandante della nave che periodicamente fa la spola tra la Sardegna e la Francia. E, e quindi vabbè, da poi si innesta questa storia, per forza deve avere una trama, una fabula. Più che altro, ecco, forse la cosa invece di raccolta è più al di là dei contenuti, dimo è la struttura, l'intreccio dei romanzi, ecco, io Flashback. questi flashback io ho sempre avuto una passione balugina da minore, andavo tre volte la guida a cinema, per cui mi è sempre imparata una visione un bel cinematografica della letteratura. Ma cioè io scrivo in lingua sarda, la varietà inoltre di Noga, la sardo corso, pure se mi sento uno scrittore bilingue, ecco, posso scrivere sia in italiano che la lingua nostra. A volte so proprio pure lo che racconti, le storie che scrivi, che ti richiedono di scriverlo in una lingua o in un'altra. Eh, Solo che da poi un paio di volte mi sono capitato che, ecco, per esempio, scrivendo la lingua nostra, certi concetti, certe cose hanno più sostanza, invece esprimi lo mondo interiore probabilmente la lingua materna in modo più esaustivo. E quindi per quanto riguarda lo Stato, ecco, ti hai detto il comincio, che io praticamente sono stato quasi un pioniere, no, dal punto di vista della scrittura. Prima non è che mi era interessato assai della lingua nostra, così non vedo la necessità di fare un'indagine, un censimento. Infatti io ho due figlioli sulle 30 anni avrali, partite, nati all'inizio degli anni 80 e noi che in casa l'abbiamo fatta in italiano invece di farli in castigiano. Perché non era grande consapevolezza e da poi piano piano è riuscito fare in castigiano, però c'è sempre qualche cosa, qualche remora. Invece da voi, ecco, il 98 abbiamo avuto un altro figliolo, un minore, dimmo che io gli scrivia, quindi questo invece mi fai dato proprio in castigliano dallo comincio e lo fai in modo abbastanza schietto. L'ho fatto di avere questo piccino,
che praticamente l'ha già avuto io a 44 anni, quindi mi ha rimesso pure in circolo, in tante cose, quindi lo sai quando ando al scuola, quando gioco, ecco, io sicuramente gioco a pallone, e quindi mi capita di andare spesso pure a vedere quando gioco con le amiche. Beh, in io mi sono reso conto che tutte le piccine di calcio lo fanno tutte in caltigliano, no? Forse perché la verità da me è più poco conosciuta, è più poca dimestichezza, però io so come più libero rispetto a uno che scrive il logudorese, di trattare i termini della tecnologia. Lì scrive il logudorese, per esempio, ne trattano poco e quindi sono costrette sempre pure le tematiche. Alla fine vengono circoscritte a un mondo vecchio, antico. A livello sempre di campagna, raramente ambientano una poesia di un tessuto urbano. Perché vedi il tuo limite, perché vedi le tue ostinazioni a non trattare i neologismi. Anzi, un po' di volte sottolinea chiaramente che sia una cosa impreziosisce, ma il tuo è un termine antico, cioè lo puntualizzai, magari sono termini che è come l'India, li boscia in italiano, che io gli voglio ridire. E quindi la lingua si deve pure tenere, deve andare con i tempi, ecco, non bisogna avere, se no impara una lingua così, vecchia e congelata.